Le lotte intestine del governo Renzi rischiano di affondare uno dei settori trainanti dell'economia veneziana, secondo il governatore Luca Zaia. A 4 anni e 2 governi di distanza dalla firma del decreto Clean Pass ancora nessuna decisione è stata presa e le compagnie di crociera cominciano a manifestare segni di insofferenza tangibili sul mercato. Noi stiamo pagando lo scotto di una guerra tra il Ministro della Cultura, il Ministero delle Infrastrutture e quindi dei Trasporti ed infine quello dell'Ambiente, che in tre litigano e noi paghiamo il conto di questa lite che ci fa perdere la crocieristica a Venezia. Voglio ricordare che è da 4 anni che aspettiamo una soluzione o quantomeno un via libera. Noi tutti vogliamo le grandi navi fuori dal canale della Giudecca, dal bacino di San Marco, però ci dicano anche qual è poi la soluzione finale, perché a tutt'oggi siamo ancora nel limbo. La decisione è imminente, rassicurava qualche giorno fa il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, ma i tempi dipendono dal numero di soluzioni diverse presentate. Non possiamo ignorarle se non vengono ritirate. Io mi rifiuto ormai di stare qui a parlare di canale di qua, scavo di là, contorta, Vittorio Emanuele. A me va bene tutto, perché dobbiamo togliere l'alibi al governo che ogni volta mette il veto su una proposta. Dico, il governo ci dica, ed è ormai siamo i supplementari, ci dica cosa vuol fare.